L'escursione si addentra nel cuore di quello che, nel corso della Prima Guerra Mondiale, fu il drammatico teatro della battaglia dell'Ortigara, combattuta tra il 10 e il 29 giugno 1917. Si sviluppa al limite nord della provincia di Vicenza, sull'altopiano di Asiago, in Veneto. Dall'abitato di Galio, imboccata via Tura, si percorre per 19 chilometri la strada, per buona parte sterrata, che conduce a Piazzale Lozze. Risaliamo la valle di Campomulo transitando dalla stazione sciistica delle Melette e lasciandoci alle spalle il rifugio Campo Muletto. Si continua tra vaste abitaie fino a Piazzale Lozze, ampia area adibita a parcheggio. Occorre fare attenzione in certi tratti al fondo sconnesso. Lo storico anello escursionistico prende il via seguendo l'ex carrareccia militare, segnavia 841, che sale tagliando la costa di Cima della Campanella. Si arriva in tal modo sotto il versante sud-est di Cima della Caldiera, strategico punto d'appoggio italiano con numerosi resti di opere belliche. Proseguendo sull'ex collegamento militare si prende quota in direzione dell'Osservatorio Torino, affacciato sull'Ortigara e sulla Trentina Valsugana. Si incrocia a questo punto il tracciato 842 che, fino a Cima della Caldiera, a 2124 metri, affiancando profonde trincee che tagliano la roccia, si sovrappone all'itinerario 841. Erano queste le seconde linee italiane, base di partenza per l'attacco all'Ortigara. Ci si abbassa verso nord-ovest nell'avvallamento conosciuto come Pozzo della Scala, luogo di ammassamento e varco per gli assalti ai piedi delle linee del Monte Campanaro. Puntando a nord ci si addentra nel vallone dell'Agnellizza, il cosiddetto vallone della morte, e indirizzati dal percorso 840 si arriva alla postazione austriaca del Passo dell'Agnella. Tra Roccette, superata la caverna Biancardi, divenuta sede di comando italiano dopo il 10 giugno, ci si alza in poco tempo fin sull'ampio pianoro dell'Ortigara a 2106 metri. In un ambiente lunare che porta evidenti tutte le ferite del periodo bellico, vi si trovano il cippo austriaco e la colonna mozza italiana. Rientriamo attraversando le strutture difensive austriache e seguiamo quello che è denominato Sentiero Tricolore. Non impieghiamo molto a raggiungere il monumento alla Madonna del Monte Lozze e poco sotto il rifugio Cecchin, la chiesetta e un piccolo ossario. Su mulattiera rieccoci in breve tempo a Piazzale Lozze.